Un'ottima Nurese, specie nella ripresa, costringe la capolista Rieti ad accontentarsi di un 1-1. Per la Nurese è un'altra prova di maturità. La cronaca si gioca a porte aperte dopo le note vicende della vigilia. Il primo attacco è del Rieti che al primo minuto con Costalunga cerca la via della rete, ma la palla finisce fuori. La Nurese replica al terzo con Veracchi che serve Alonzi in area, ma l'azione non dà i risultati sperati. Ma al decimo improvvisamente il Rieti passa in vantaggio, Ciricola con un tiro angolato supera Frasca. La Nurese reagisce al 14° Veracchi imbecca Alonzi, cui però non riesce la deviazione di testa. I verdi-azzurri falliscono l'1-1 al 18° con Nuovo che dopo un tiro di Alonzi ribatte in porta, ma Zonfrilli si oppone e sventa la minaccia. Al 26° ci prova Cadao che dopo aver dribblato un avversario sfiora l'incrocio. Sumaré al 36° da fuori impegna il portiere ospite. La Nurese trova l'1-1 al 39° con Alonzi sugli sviluppi di un corner conquistato con caparbietà da Cadao. Sul cross di Veracchi, il fall di testa costringe Zonfrilli al miracolo. La palla viene rimessa al centro da Danese per Alonzi che sulla linea insacca di testa. La Nurese non si ferma e al 44° fall su calcio d'angolo manca il gol. Nella ripresa la Nurese continua ad attaccare, al terzo fall dalla distanza costringe Zonfrilli alla deviazione di pugno. I verdi-azzurri mantengono l'iniziativa, la pressione della Nurese è costante e gli ospiti rispondono in contropiede, come al 40°. Un'azione che lascia la Nurese in 10 per l'espulsione di Bianchi per seconda ammonizione. Al 42° su corner ci prova Alonzi che impegna il portiere. Dopo tanta sofferenza il Rieti nel finale sfiora la beffa con la cava che al 48° costringe Frasca al miracolo.